Abbiamo trovato che non rispondeva e abbiamo chiamato l'ambulanza, insomma. E è arrivata l'ambulanza, dopo è andata così. Papà Anthony ripercorre così le sequenze di una serata tragica in questa abitazione al civico 10 di via Gramsci, una manciata di case poco distanti dal centro di Santa Lucia. Sono le 19:45 quando parte l'allarme. La piccola Chloé, 3 anni, non si risveglia da quello che sembrava un sonnellino. Mamma Cinzia chiama il marito e insieme allertano il SUEM. La bimba sta male, una crisi respiratoria. I soccorsi arrivano subito. L'ambulanza, la guardia medica e subito l'elicottero. Sono stati qua 3 quarti d'ora, quasi un'ora. La stessa ULSS in una nota ha parlato di un arresto respiratorio nel corso di una crisi epilettica, ma papà Anthony fa alcune precisazioni. Non aveva problemi di epilessia, aveva sospetta di epilessia, non aveva problemi di epilessia, perché non sta prendendo nessuna medicina lei. No. Era seguita da un medico, da qualcuno, Sì, sì, pieno. Era seguita da Bullo, Trieste. quindi stava bene. Sì, stava bene. Insomma, aveva dei suoi problemi, però stava bene quel giorno, ieri. Per capire le cause esatte che hanno portato alla morte della piccola è stata disposta un'autopsia. Abbiamo chiesto l'autopsia anche per capire, oltre all'epilessia, se ci sono altre cause magari che non sono state evidenti, ma che magari sono il frutto evidentemente poi di una situazione così drammatica che si è creata. Sconvolta l'intera comunità di Santa Lucia di Piave, dove la famiglia è ben integrata. La scomparsa della piccola Chloe ha gettato nella disperazione, con una partecipazione particolare dei cittadini alla famiglia. Queste tragiche scomparse così giovani ovviamente non possono che essere un'emozione che si diffonde ovunque. A raccontare chi era Chloé, lo stesso papà Anthony, mentre la mamma Cinzia è dietro queste serrande sconvolta dal dolore e assistita dai familiari. Socievole, sorridente, calma, tanto calma lei, anche bravissima come bambino, però